Sono Isabella Chieregato, responsabile commerciale di MF Design. MF Design nasce nel 2019 raccogliendo il testimone di Anticoè, che è un'azienda che ha una storia di 20 anni e che si è sempre occupata, durante il suo percorso di vita, della realizzazione di pavimenti e complementi d'arredo in legno antico e nuovo. MF Design nasce per il desiderio di un proseguo in un cambio generazionale, perché abbiamo inserito i nostri figli in azienda e altre giovani leve che in un qualche modo ci portano, sono forieri di nuove iniziative, di nuove idee e sicuramente di una spinta, una propulsione a questa azienda che deve comunque crescere. E con l'avvento dei giovani, abbiamo inserito anche nuovi prodotti all'interno delle nostre realizzazioni, per cui ci siamo spinti anche nella produzione di complementi d'arredo più sofisticati, quali mobili, arredamenti, boiserie, controsoffitti, che ci rendono così onore, perché sono stati collocati anche in location particolari come negozi di Moncler, negozi di Bulgari, che da anni ci hanno avvicinato, ma sempre più richiedono il nostro intervento per allestire i propri negozi. Come ho già accennato, MF raccoglie il testimone di Anticoè, che nel 2000 era nata con la volontà e il desiderio di produrre materiali che fossero in sintonia con l'ambiente. E questo perché comunque la prerogativa era recuperare materiale di legno che in un qualche modo la natura aveva trasformato nel tempo e impiegarlo per la realizzazione di pavimenti che dal punto di vista estetico sono sempre stati molto apprezzati, e via via che gli anni sono trascorsi e la sensibilità delle persone è aumentata, quindi comunque l'avvicinarsi al green e alla tutela dell'ambiente, della salute della persona è un comportamento comune, e questo fa sì che i pavimenti e i complementi d'arredo realizzati con questi materiali siano sempre più apprezzati. E diciamo che MF ha sviluppato ancor più questa sensibilità, proprio perché sempre più è andata alla ricerca di prodotti anche nella realizzazione dei propri manufatti, di prodotti di finitura anche che fossero in sintonia con l'ambiente, con la cura dell'ambiente, con la tutela della salute delle persone. E in effetti da qui la scelta della oliatura o ceratura dei pavimenti e dei complementi d'arredo, che in un qualche modo, oltre ad avere un aspetto estetico molto gradevole, perché risultano essere molto naturali, rispettano anche l'ambiente in cui vengono collocati e rispettano la salute delle persone che dapprima li trattano e dei clienti che poi li collocano nei loro appartamenti. Come Anticoè, anche MF ha scelto comunque di tutelare quello che è l'artigianalità italiana e l'artigianalità dei nostri maestri falegnami. In effetti abbiamo sempre dato spazio alle attività svolte manualmente, e tutto ciò che era possibile anche in termini di restauro, recuperare tutto quello che era possibile, proprio perché nella nostra filosofia e nei nostri pensieri c'è la volontà di proseguire e tutelare queste attività. E anche per questo abbiamo scelto di non cedere alla comune abitudine di importare materiali che ormai da tempo hanno invaso i nostri mercati, e abbiamo scelto di dare vita a mobili, pavimenti, arredamenti all'interno dell'azienda in intera filiera. Recuperiamo materiali come travi antichi oppure segati o tronchi di legno di alberi, e che tagliamo dall'inizio qui in azienda e finiamo con i nostri elaborati. Quindi diciamo che
vogliamo far vivere questa attività artigianale di falegnameria che purtroppo si sta perdendo, e quindi abbiamo in questo modo dato spazio in azienda anche a almeno 3 ragazzi che provengono dalla Scuola del Legno, che è qua vicino a noi, e che hanno sicuramente portato delle competenze importanti, perché è una scuola che comunque li prepara e li forma anche in dettagli quali l'intarsio, quali la falegnameria, quali la costruzione del mobile e anche la lettura magari di un disegno, di una progettazione, che è un po' diciamo la novità che vogliamo inserire e coltivare con MF, quindi dando un servizio completo al cliente dalla progettazione fino alla posa in opera dei nostri elaborati. Con il trascorrere degli anni abbiamo raccolto le sfide provenienti dal mercato e dalle idee dei professionisti e dei clienti che si sono avvicinati alla nostra azienda, e quindi abbiamo, oltre al legno, imparato a dar vita a prodotti che sposano legno ed altri materiali come il vetro soffiato, come il mosaico, come il ferro, realizzando tavoli, realizzando rivestimenti o realizzando complementi d'arredo come le lampade, che in un qualche modo risultano essere pezzi unici e comunque costruiti con l'idea e la volontà del cliente, del professionista. I nostri clienti sono sempre più internazionali, perché all'inizio chiaramente fornivamo clienti della nostra zona e poi via via ci siamo sempre più allargati e sempre più spinti a livello nazionale e anche internazionale, e anche alcuni personaggi famosi come il maestro Pavarotti, che ha comunque scelto di arredare tre delle sue abitazioni con i nostri pavimenti e i nostri soffitti. MF spera di poter sempre più penetrare il mercato degli amanti dell'artigianato, sia esso italiano sia esso estero, ma sempre più vorremmo che in Italia le persone tornassero ad apprezzare quella che è la qualità di un prodotto realizzato a mano, l'unicità di questo prodotto e anche, perché no, la sua durevolezza, perché in un qualche modo non sono prodotti usa e getta, sono prodotti che uno fa e pensa per la vita e che comunque, per come sono realizzati, non passano mai di moda.